Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel commentone veneziano, abbiamo di Silverstone incredibilmente, quinto posto in griglia, positivissimo, pole position per Hamilton. Adesso basta circolare, andiamo. Vai. Partenza anche non negativa. Vai raga, adesso inizia il difficile qua a Silverstone gara, di solito non vado mai bene, le qualifiche sono state secondo me un caso. Però intanto già siamo terzi, piccola squadra come indiana, le due Mercedes già in fuga. Hamilton secondo, Rosberg primo. Le Mercedes vogliono riprendersi la prima posizione. Staremo a vedere che possiamo fare. Non dobbiamo farle scappare via, però assolutamente c'è battaglia tra il tedesco e l'inglese. E superiamo di gran carriera. Hamilton, adesso andiamo a caccia di Nicolino Rosberg. Tutti a caccia di Nico. A Silverstone non ho mai vinto. Purtroppo queste curve qua che loro prendono in pieno e le prendo di merda. Male come, attenzione! Non ci voglio credere. Ma dai. Incidente spaventoso. E devo ritirarmi, ma vaffanculo, va. Ha vinto Rosberg secondo, Hamilton, Raikkonen quarto. Ma dai. Ritirato solo veneziano. Non ho parole, non ho sapete, non posso riavviare, non posso riavviare, proprio, vabbè, insomma, meno 18. Secondo ritiro per Seba dopo Monte Carlo, devo andare a fare le qualifiche, ma vaffanculo, va. Ma quella puttana di tua madre. Niente, ho proprio perso la lettone e poi non sono riuscito a tenere la monoposto in pista, d'altronde. Dio santo. Hungaroring, andiamo a fare le qualifiche, qualifying session, vediamo come sarà il tempo. Positivo, quindi possiamo fare un setup aggressivo. Come buttare via una prima qualifica su Silverstone, la bestia nera del cume, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, adesso sarà dura il mondiale, sì. Io ho detto, le Williams scatenate in Ungheria, ragazzi. Hanno trovato il setup, come si suol dire. Ok. Vai. Due giri, vara il porco, Vardio, va. E posso passare? Niente. No, scusa. Aspetta, no, perché almeno qua no, eh. No, perché se devo prendere anche la penalità in qualifica, no. Grazie, scusate, ma la penalità in qualifica no. Va avanti, vai, vai. Ecco, ciao. Buono raga, andiamo. Cominciamo il primo giro. Veramente un Vettel delusissimo perché, cioè, potevo fare almeno una gara dignitosa, arrivare tranquillamente terzo. Mi sono beccato. Non mi ricordo neanche più con chi, veramente cominciano i vaneggi come indiani. Adesso mi voglio prendere la pole position, mi voglio la pole position provvisoria. Facciamo i nostri 2 giri. 3 minuti. Vai, come 2 giri possiamo fare. Incredibile veramente quel che è successo a Silverstone. Male in questa curva, presa malissimo. Andiamo alla chicane. Molto bene. Molto bene, insomma. Sono ancora un po' incazzato per il mio secondo ritiro dopo Monte Carlo. Silverstone. Il mondiale si allontana un po', dai. Questo deve portare fortuna perfetta e vincere sto fottutissimo mondiale 2016. Anche se abbiamo cominciato con una sfiga incredibile.
Dai, odio le chicane mobili. Molto bene. Vediamo, 21, 23, ai ai ai, quarto posto. Quarto posto. Poteva andare meglio, ultima possibilità. Dai, piccolo Kume. Male, male, presa malissimo questa. Devo prendere bene questa però. Forse un po' lungo. No, va bene, va bene, va bene, va bene. Però siamo in ritardo rispetto al mio miglior tempo. Chicane. Kumendiana. No, ma va a cagare. Niente, One Giros. Ne possiamo farne un altro? Ti prego, dimmi di sì. No, purtroppo no. Finiamo quarti. A un secondo e 4. GG Hamilton Paul. Dai. Raga, sarà un Gran Premio d'Ungheria interessantissimo. L'obiettivo chiaramente è vincere, non abbiamo alternative. Dopo la brutta delusione di Silverstone. E niente, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!